Non abbiamo bisogno di presentare, no, nessun bisogno di presentare Davide Scabin. Grazie per essere qui, sempre con noi, fa parte ormai della famiglia di Restore Expo. Grazie, ma non c'è audio. Microfono. Audio. È andato male il microfono. Arriva. È andata la batteria, ecco qua, c'è la batteria inserita. Grazie Anna, grazie a Risto Expo, grazie al Presidente, grazie al Direttore, grazie che c'è sempre più gente qua a Risto Expo perché mi sento anche così un po' della famiglia, di quelli che ci sono dall'inizio, come Anna Morelli, con Ukink, con la sua rivista, con la sua passione per portare avanti una rivista che oggi l'editoria non è niente di facile e però a maggior ragione fare, io chiamo dei libri, non sono delle riviste le sue, fare dei libri come fa lei, periodici, che è ancora più difficile, fare così intelligenti e che servano, di solito è come quando si fa troppo bene i piatti, no? Ci metti troppa passione e non pensi più all'atto commerciale, e non pensi più che devi guadagnare. Però meno male che in Italia siamo ancora così per certi versi. Quindi ci sono anche i produttori che lavorano così, ci sono anche gli artigiani che lavorano così. Però siamo forse ancora una squadra che ci crede e che ha la voglia di tenere i denti stretti e proseguire con la nostra gastronomia. Questo è quello che serve per passare quest'ultimo momento, quest'ultimo periodo di crisi. Io dico ultimo perché comunque c'è da fare e possiamo ancora sperarci che ritorneremo tutti con i ristoranti pieni. Chiuso questo, grazie a Risto Expo perché ci dà la possibilità di dire queste cose, di crederci ancora, di creare energia. Partiamo con quello che io non chiamo lezioni, quello che facciamo io. Beppe Rambaldi. Mi piace chiamare lezioni perché non insegniamo ricette. Io dico, mi piace chiamarle così, delle sessioni di spunti, di idee per continuare a pensare, perché ognuno torni a casa e applichi il suo cervello nella sua cucina, nella sua trattoria, nel suo ristorante, nel suo albergo, nel suo campeggio, dove volete. Quindi ci piace pensare che veniamo a darvi delle idee che poi potete fare vostre tranquillamente e che condividete così la voglia di continuare a cercare qualcosa. Beppe sta iniziando con una delle 3 applicazioni, lo sapete che noi amiamo un po' come i bambini giocare con questo materiale che si chiama pasta. Porca miseria, sto microfono, non mi piace. Non ci arriva in tasca, a filo corto. E la usiamo come un materiale, come un designer ha usato il Corian quando l'ingegneria e la tecnologia ha inventato questo materiale. Quindi noi, non avendo tradizioni in Piemonte con la pasta secca, ci siamo potuti permettere di far di tutto con la pasta, non dovevamo rendere conto a nessuna nonna che si arrabbiava, a nessuna nonna che diceva ma cosa stai facendo con quella roba lì? E quindi siamo arrivati fino ad oggi, veramente ne abbiamo fatte di cotte, di crude e di scotte con la pasta. E adesso vedremo un'applicazione dove la pasta non è scotta, ma dopo vedete anche cosa abbiamo fatto scuocendo la pasta. Questa qui è una bagna calda,
fa parte di queste 3 applicazioni che chiamiamo pasta nuda in punta di coltello. Quindi dopo che abbiamo fatto di tutto con la pasta, siamo arrivati a separare la pasta dal condimento. Non la saltiamo più, la lasciamo nuda e cruda com'è e facciamo in modo che dei condimenti che mai penseremo di associare a un piatto di pasta, a un maccherone, a un fusillo, a uno spaghetto, li possiamo mettere di fianco. Qualcuno dirà, ah, ma i tedeschi usavano la pasta come contorno, no? Di fianco alla bistecca. Non è così, è il contrario. È la pasta che è il piatto e quello che è di fianco è il contorno. In punta di coltello perché? Perché se serviamo a tavola forchetta e coltello su certi tipi di pasta, e stiamo parlando degli animali, quelli veri, cioè la pasta, quella del formato grande, logicamente non è le farfalline a cui si riferisce questo modo magari di servire la pasta, ma guardate, questi sono dei conchiglioni, se sono cotti bene e non sto più a raccontarvi come si cuoce un formato grande, no? Ormai mi avete già sentito un po' da tutte le parti, anni che raccontiamo che la pasta si cuoce, non si fa bollire. Apro una parentesi sulla cottura della pasta. Voi cuocete un filetto allo stesso modo di come cuocete un arrosto? Direi di no. L'arrosto brucierebbe se noi continuassimo a tenerlo alla stessa temperatura che invece usiamo una padella o una griglia per un filetto, che deve avere una occlusione delle fibre, una rosolatura e poi praticamente pochi minuti ed è pronto, si lascia riposare un attimo ed è pronto da servire. Noi con un arrosto lo dobbiamo rosolare, ma poi dovremo mettere una temperatura più bassa, abbassare la temperatura, farlo cuocere e far maturare. La stessa cosa per la pasta. Logicamente se avete un tagliolino di campofilone che cuoce in 3 minuti, appena tocca l'acqua stiamo facendo il filetto. Ma quando abbiamo invece degli animali così, dei paccheri, dei conchiglioni, perché quando cuocete i paccheri poi dicono ah ma questi si rompono, ah erano rotti nella scatola, non li avete spaccati voi, con la vostra acqua che bolle forte. Quella pasta lì che ha un certo spessore deve poter invece cuocere con un'acqua più, con un calore più dolce, più basso. Quindi 3 minuti, 4 minuti a seconda delle paste, con l'acqua che bolle, poi si spegne e si mette la pentola sul tavolo e si cuoce per infusione. Allora otterrete delle paste cotte così, intere, al dente al punto perfetto, ma non rotte, ok? Allora io farei un applauso a Beppe perché ci ha presentato la bagna calda. Che non si chiama bagna calda, si chiama, vabbè, è dedicata al pastificio, scarpetta Felicetti, perché col conchiglione vi facciamo fare un dipping. Mangiare con le mani, con questo modo, posso dire pure con le altre, con questo modo, se volete, non italiano, no? Quello di prendere il cibo con le mani, anche italiano in qualche caso, ma magari del Maghreb, magari i tacos messicani, un modo di mangiare che noi mangiavamo i maccheroni con le mani, un maccaronara, quando a Napoli mi serviva il maccherone era uno spaghetto, era in un cartoccio e avete presente, no? Le fotografie quelle di Pulcinella, no? Che mangia, però noi abbiamo perso il modo di mangiare la pasta con le mani e qui invece la rimettiamo in mano, la pasta sarà calda, appena cotta, avrà il profumo della pasta, avrà il gusto della pasta, dove se avete sbagliato la percentuale di sale avete già rovinato un capolavoro, che è una materia, l'ultima bandiera che abbiamo come italiani, ricordatelo perché il resto lo stanno un po' portando via. La prossima anno avremo l'Expo, ma voi avrete i capelli dritti perché vedrete gli altri paesi che arriveranno con dei prodotti che dici ma no, ma questa qua è roba nostra.
ormai ci hanno preso di tutto, l'Italian sounding, no? Quello che sembra italiano ma che di italiano non c'è niente e dove si stanno arricchendo sul nostro gusto, sui nostri cibi. Allora invece Italianità. sull'italianità, sul modo d'essere italiani. Quanti falsi italiani c'è nel mondo? Quelli veri sono qua, però non ce ne rendiamo più conto del valore che abbiamo. Chiusa parentesi. Quindi la pasta che diventa un modo di mangiare diverso, poi quando sarete stufi la girerete dentro, ma avrete sempre questo coltello e forchetta. Quindi anche semplicemente avere questo strumento in mano vi creerà attenzione. E poi cosa facciamo? Facciamo anche un'altra cosa, che è quello che se io salto una matriciana, una carbonara in una padella con 4 etti di pasta e poi la divido in 4 piatti, sicuramente ho servito 4 piatti con lo stesso gusto. Ma non mi potete dire che avete tutti la stessa percezione del sale, non mi potete dire che tutti amate mangiare la pasta condita in quel modo se c'è molta salsa, come c'è quello che gli piace la doppia salsa, che la pasta è quasi una scusa per mangiare il condimento, beh lui si caricherà la sua pasta come vuole. C'è quello che magari gli piace che sia appena velata di condimento e quindi condirà la sua pasta a suo piacimento. Quindi in questo gesto semplicissimo, estremista quasi, quello di separarla, quindi di servirla nuda e in punta di coltello, perché anche tagliare la pasta sarà un modo diverso, voi porrete un'attenzione nel mangiare la pasta e non avrete più una forchetta che inforca, come un badile che carica una carriola da muratore e quindi sta forchetta poi carica la bocca. Qua stiamo passando a un livello diverso, di scalpello, di cesellatore, no? Quindi col coltello doserete il condimento, taglierete la proporzione della pasta con quello che mangiate. In più, ultima cosa da dimostrare con questo separare la pasta dal condimento. Immaginate, mi è venuto in mente mentre stavo assaggiando questo nuovo formato di pasta, si chiama pacca, che per me è la versione femminile del pacchero, un po' più gentile, e quindi la testavo appena cotta. Attenzione, non voglio più sentir dire faccio bollire la pasta, fate bollire l'acqua, la pasta è da cuocere, bene, come quando cuocete il filetto, come quando cuocete la milanese, come quando cuocete un branzino. Finito, non voglio più sentire faccio bollire la pasta, fate bollire l'acqua. Quindi me la portano appena cotta, senza niente, senza sale, perché tutti i nostri test partono 0 sale, 0,3% di sale, poi col filo d'olio, poi 0,6% di sale, per trovare la giusta quantità di sale per quel formato di pasta. E quindi me la portano così, nuda, cotta in un piatto. Ed era... cioè si era un po' accavallato questo test sul nostro orario della cena e avevamo un fegato alla veneziana come secondo quella sera per noi da manicomio, perché un amico macellaio mi ha dato un fegato impressionante di questo vitello, dolcissimo, e avevo questo fegato lì che mi aspettava, la pacca che mi arriva cotta in un piatto, e però io mi sono messo il fegato nel piatto e ho preso le pacche e le ho girate nel piatto. Perché mangio la pacca? E però non me ne fregava niente, sono sincero, non mi interessava in quel momento di sentire il gusto della pasta, prendo il fegato e poi sporco questa pacca col fegato e comincio a metterli insieme, a tagliare un pezzo di pacca, prendere un pezzo di fegato, a mangiarlo così. E le idee a un creativo o a qualcuno che comunque deve pensare, deve ricercare, vengono anche in modo occasionale. Non mi avessero servito in contemporanea, me l'avessero portato la pacca e noi stessimo mangiando, magari non ci pensavo. Di questa uovo di Colombo, se volete, no? Cioè l'abbiamo un po' rotto, l'abbiamo messo in piedi. Non si potrebbero... Per finire? Sì, scusa. E allora ho cominciato a dire, ma tu pensa che adesso io posso fare una pasta col fegato alla veneziana?
Allora poi ho pensato alla pasta col baccalà a Vicentina, ma potrei pensare alla pasta con uno stracotto alla sfursata. Ma immaginate sta roba saltata come sarebbe greve, un mappazzone, sarebbe una cosa quasi che veramente, con rispetto per i camionisti, che mio papà è un camionista, una roba da camionista, ma di quelli di una volta, neanche più quelli che ci sono oggi. Non sarebbe inservibile, non si potrebbe portare a tavola in quel modo lì. E invece ho cominciato a pensare, oh, qua abbiamo aperto un'altra vision ancora, riportiamo fuori la pasta che non so più se è un secondo, non so più se è un primo, ma rimane il fatto che non è la cofana di pasta, ritorna ad essere centrale. Questo vuol dire, secondo me, presentarsi al mondo, che adesso tutti ci scimmiottano e tutti ci fanno spaghetti carbonara, amatriciana cheese, amatriciana, le famosissime paste all'Alfredo sauce, no? Maccheroni ai formaggi americani. Ecco, benissimo, adesso venite in Italia a vedere che noi facciamo benissimo quello, però poi siamo andati anche avanti. Questo per me è ritornare a riscrivere quello che può essere un made in Italy, come la pacca arrosto o lo spiedino di polpo, la patata, il pesto disidratato, quello che arriva dalla stazione spaziale. Grazie Peppe. Grazie. Una domanda. Vedete no? Tanto? Mettiamoli a favore della Camera, così li vedono tutti. Questo piatto l'hai portato alla Chef Cup. Sì, la scarpetta puttana, mi chiedo scusa per il termine, cioè è veramente furba, cioè è suadente, ti butti dentro. È golosissima. È golosissima, Le sì. verdure che ci hai messo? Che verdure ci hai Ah, messo? chiedo scusa che avevo spiegato il piatto. Esatto. Ma perché il microfonato potrebbe spiegarlo con lui? Peppe, aspetta, spiegaci quello lì prima. Aspetta che accendo perché io tutto spento. Pronto? Sì. Allora, come ha detto il chef, è una bagna cauda, quindi ricetta classica piemontese, non do gli ingredienti perché è una ricetta di chef. Sei problemi. E le verdure sono quelle classiche, sono le patate, i peperoni, c'è la verza, il sedano, la cipolla. C'è del radicchio che solitamente non si usa, noi l'abbiamo messo un po' per colore, perché è buono, ci piace. Poi c'è la battuta di fassone che è sul fondo, una frittatina, perché solitamente si mangia la bagna calda con il torno d'uovo, però qua non abbiamo portato il torno, e abbiamo fatto una frittatina molto Japan style, caviale di tartufo e basta, e la pasta a parte. Quindi la scarpetta poi tu l'hai già provata, quindi... L'ho provata e ho fatto il bis, subito. Sì, ti voglia di rituffarti dentro. Vi ha detto tutti gli ingredienti che ci sono, ma questo quando lo mangiate non vi rendete conto, c'è un'armonia totale tra tutti questi ingredienti e in più il gioco di appunto prendere la pasta e usarla come cucchiaio per mangiare tutte quelle bontà. Vedete, il discorso è che la bagna calda o qualsiasi altro piatto conviviale siamo abituati a prendere un pezzo alla volta o intingerlo o cuocerlo come una fondue, sia la fondue chinoise che bourguignon. Qua invece diventa un po' purì, il gusto d'inverno che esplode in bocca perché non ce n'è più la sequenza, però se è classico servire cipolla, il cavolo, cotti, il topinambur, ci sarà un motivo perché i piemontesi, se non c'è il ciampinabon, se non c'è il cardo, dicono no, questa non è una bagna calda. Cioè ci sono delle cose che sono dogmatiche, vuol dire che stanno bene insieme. Noi le abbiamo semplicemente armonizzate e abbiamo inserito ancora queste altre due cose, come ha detto Giuseppe, l'uovo e la battuta di fassone.